Buonasera e benvenuti. Sono qua per presentare il bellissimo volume dedicato agli scritti di Giuseppe Nicolosi tra il 31 e il 76, curato in maniera esemplare da Luca Arcangeli. Mi scuso con Luca perché ho trascinato questa occasione di incontro per molto tempo, un po' perché ho cercato di blandire Giorgio Muratore, che sapete è difficilmente controllabile, perché prendesse in mano lui, diciamo, questo lavoro sulla scuola romana di architettura e quindi proponesse più titoli, no, parallelamente a questo di Luca Arcangeli, e quindi un po' i trascinamenti di Giorgio, un po' la mia volontà di legarlo agli 80 anni del trasferimento della sede dell'Accademia Nazionale di San Luca, realizzato nel 1934 da Giovannoni. Volevo che in qualche modo fosse vicino alla celebrazione giovannoniana, essendo Giovannoni con Foschini uno dei maestri della formazione appunto di Nicolosi. A me tocca solo il compito di salutare anche a nome del Presidente dell'Accademia di San Luca, Carlo Lorenzetti. Ho già detto della straordinarietà del volume, ma soprattutto della straordinarietà del personaggio Nicolosi. Ricordo che è stato tra l'altro il fondatore di questa rivista, importantissima rassegna di architettura urbanistica, quando era direttore dell'Istituto di Architettura Urbanistica alla Facoltà di Ingegneria. Oltretutto anche con la coincidenza che sono ormai trascorsi 50 anni dalla fondazione, dalla nascita di quella rivista esemplare, e a breve celebreremo sotto il tema degli oltre 50 verso i 100 anche questa lunga storia della sua rivista, fondata appunto nei primi anni 60. Non voglio togliere spazio perché avremo un lungo racconto di Luca Arcangeli che ripercorre tutta la vicenda progettuale e di scrittura di Nicolosi. Prego Luca.